Ancora un po'. Ancora un tantino. Ancora un tantino, dai. Noi nella mia famiglia lavoriamo tutti, da generazioni. Mio nonno ha fatto il capannone piccolo, mio padre il capannone grande, io il capannone grandissimo. Mio figlio si droga. Ha scoperto che non riuscirà mai a fare un capannone più grande del mio. Ho provato ad aiutarlo con delle sberle, qualche calcio, poi ho provato anche con le maniere forti. Ogni tanto viene in capannone a trovarmi senza dire una parola. Io per fargli coraggio gli dico da perego a perego: Manuel, se tieni duro un giorno sarai proprio qui dentro questo capannone di Eternit, seduto sulla tua bella sedia di compensato, dietro la tua bella scrivania di truciolare, col tuo bel blocco di fatture, la statuina barometro, il calendarietto, il tuo bel timbro. Sarai al posto del tuo papà. Un quarto d'ora dopo era già farsi una pera. Ora, il mio capannone è lungo 12 metri e largo 4. È fatto di Eternit e con l'Eternit non si scherza, è pieno di amianto. Produrlo e montarlo è un gioco da ragazzi. È smontarlo e distruggerlo che è impossibile. Si rischia il cancro. L'Eternit non è un materiale, è un monito. Nessuno distrugga ciò che l'uomo ha costruito. E infatti il tuo bel capannone, quando l'hai piazzato lì con la tua bella gru, sai che nessuno verrà più a romperti i coglioni. Ho anche pensato, se il dio egizio, se Tutankhamen, si fosse fatto la sua bella piramide di Eternit, col cazzo che gli profanavano la tomba, te capisci? Ma arriviamo al punto, arriviamo a noi, sorridiamo. Dentro il mio capannone di Eternit, io fabbrico Eternit. Lo so, è vietato, ma ripeto, io fabbrico Eternit, che servirà a costruire altri capannoni, non si può fermare l'economia. Facciamo tutti Eternit in paese. Siccome il capannone è sulla statale, è venuto il sindaco, l'ingegner Perego, e mi ha detto che dovevo fare qualcosa per l'estetica del capannone. Va bene. D'accordo. Ho fatto intorno una bella siepe di cipressi dell'Arizona. Qui in paese abbiamo tutte siepi di cipressi dell'Arizona. È quel bel cipresso azzurro dalle foglie croccanti che sembra fatto di materiale ignifugo e non ha bisogno di nessuna manutenzione, non ha parassiti. Sì, solo gli zebù adulti riescono a intaccare fogliame, ma qui di zebù adulti non ce ne sono. Basta poi potarli con la fiamma ossidrica una volta all'anno e sei a posto. Poi sul lato della strada ho messo la scritta a neon con il mio nome: Perego e figli. 16 milioni solo di scritta al neon. Mio figlio ha rivenduto il pezzo dove c'era scritto figli per pagarsi l'eroina, poi è scomparso. Mi sono messo alla ricerca come un matto e dopo ore e ore, giorni di tribolazione, la scritta l'ho trovata nel posto più ovvio, sopra un altro capannone. Sono entrato dentro e ho detto al padrone del capannone, un certo geometra Perego, gli ho detto: ridammi i miei figli. E lui mi fa: come ti fai a dire che l'ha scritto lettore, che la. Ostia. Gli ho detto: ridammi i miei figli. Come ti fai a dire che... Gli ho stretto ferocemente i testicoli e gli ho ripetuto: ridammi i miei figli. E lui mi fa: come fai a dire che la scritta è tua? Perché tu non hai figli, deficiente! Ostia!
Era un altro deficiente che fa anche lui l'Eternit. Facciamo tutti Eternit in paese. Un bel paese. Un bel paesello. Esiste. Esiste. Capannoni con cipressi dell'Arizona e la sua bella villetta adiacente. Abbiamo tutti la nostra bella villetta adiacente. Praticamente il nostro paese non è altro che un condominio tagliato a fette disposto in orizzontale. Così se fa casino la notte non si incazza più quello di sopra o quello di sotto, ma si incazzano i due di lato. Le villette a schiera sono state progettate dai nostri urbanisti perché spalmare l'odio sul territorio è molto meglio che concentrarlo in un solo punto. È una questione statica, i pesi vanno distribuiti bene. Quindi i vantaggi sono che dalla camera da letto entro direttamente in tavernetta. Dalla tavernetta entro direttamente in capannone, mi lavo e mi vesto durante il tragitto. A mezzogiorno e mezzo mia moglie mi chiama per il pranzo. Entro in cucina col muletto senza scendere per non perdere tempo, perché arriviamo al punto. Non abbiamo tempo da perdere noi in paese. E poi, nel centro del nostro paese, si erge il vanto, l'orgoglio, di proprietà del commercialista Perego. L'Hotel Palace Savoy Perego des Anglais, segnalato dal giornale locale L'Eco del Lavoro, non con le banali 5 stelle, ma con 5 renne di razza, con 2 coglioni così. Meta di villeggiatura di tutti noi del paese. E i sogni indelebili di mio figlio che amava divorare intere badilate di pollo alla cacciatora. Ora mio figlio non lo vedo più da parecchi mesi, è in comunità. Abbiamo una comunità qui vicino, sistemata in un capannone di Eterni abbandonato. Mi dicono che non migliora. Beh, pazienza. Pazienza. Ma la cosa peggiore, credetemi, questa è una considerazione da uomo moderno e contemporaneo. La cosa peggiore è che mi è stato detto che ogni tanto si innamora. Lo trovo peggio della dipendenza alla droga. Non ho mai avuto tempo io di pensare alla ragazza, come la chiamate voi? La fighetta, il pelo. Non ho mai avuto tempo io di pensare alla ragazza, ho sempre pensato a tirare avanti il capannone col papà e lui, sensibile, si innamora. Si innamora. Astia. Anche se, sinceramente, detto fra noi, io, sessualmente parlando, sono stato abbastanza precoce, via. La mia prima erezione completa l'ho avuta all'età di 5 anni. Me lo ricordo benissimo, ero in magazzino di fronte a una lamiera ondulata. Poi è arrivata la pubertà e anche per me, come capita a tutti, è arrivata l'esaltante ed eroica stagione dell'autoerotismo. Tutte le sere, tutte le sere, tutte le sere. Il mio primo rapporto completo l'ho avuto all'età di 18 anni con una macchina etichettatrice. Ero appena uscito da un'esperienza abbastanza tormentata. Avevo praticato per anni il petting molto spinto con una carta vetrata a grana grossa. Un'esperienza che si era rivelata traumatica tra 1000 incomprensioni e attriti. E detto questo, dette queste novelle, mi viene fuori un figlio che si droga e per di più si innamora. Detto questo, beh, pazienza via, dai, pazienza. La domenica in paese, tutti in chiesa a ringraziare Dio. Abbiamo una chiesa in laminato plastico ed Eterni che è una meraviglia. Quando l'hanno messa giù con la gru hanno dimenticato sul perlinato in alto la scritta trasporti eccezionali. Oramai della scritta ci siamo affezionati e nessuno vuole più toglierla. Così quando preghiamo e guardiamo verso l'alto ci medesimiamo nel messaggio. La chiesa si chiama Santa Maria Buffetti, in onore della prestigiosa catena di articoli per ufficio. Ora credetemi, amici, gentaglia, mi dovete credere, io non mi sono mai lamentato di niente, mai. Io con Dio ho fatto i patti chiari. Io faccio il mio lavoro, tu fai il tuo. Anche se mi hai tolto un figlio, mi hai dato in cambio un'enorme scritta al neon. E figli, che di notte brilla sopra il capannone, come la cometa sulla stalla di Betlemme. In paese abbiamo 4 chilometri di statale, con decine di scritte, e figli, e figli, e figli di tutti i colori, sapete? Rossi, verdi, gialli, neri, una pianura trapuntata di luce. I figli o sono partiti per il militare o per la comunità di recupero.
Un giorno torneranno a casa, certo, e comunque sia chiaro, sia ben chiaro. Noi non abbiamo bisogno di nessuno in paese, no, di nessuno, stiamo bene così. Noi non siamo gente che ama sognare, soprattutto non costruiamo il nostro lavoro coi sogni, no. Io ho sognato una volta, in 40 anni, un'esperienza segnalata dal giornale locale. Me lo ricordo benissimo, era una sera come tutte le altre, me ne stavo seduto sul divano a guardare fuori dalla finestra, o forse stavo guardando fuori dalla televisione, non me lo ricordo più. Quando in quella sera, come tutte le altre, mi giro e mi accorgo che seduto accanto a me c'era qualcuno. Non avrebbe dovuto esserci nessuno in quella sera come tutte le altre, soprattutto perché non invito mai nessuno, né di mattina, né di pomeriggio, figuratevi di sera. E invece c'era, era una donna, né bella né brutta, né alta né bassa, né magra né grassa, però ho detto fra noi, figa. La guardai mentre accavallava le gambe, né belle né brutte, portando alle labbra una sigaretta, né accesa né spenta. Mi avvicinai e le domandai chi fosse. Chi fosse? Lei mi fa, sono tua moglie, non mi riconosci? Oh signore, come hai fatto ad entrare? Come hai fatto a oltrepassare le barriere blindate, gli allarmi elettrotecnici e le bestie feroci? Lei mi fa, sono sempre stata qui, sei tu che non mi avevi mai notata. Oh signore. Dice, voglio ballare con te. Cos'è? Non ho mai ballato io, è gratis. Vabbè dai, presto fatto, dai, voglio ballare con te. Ho messo su un disco, ho messo su uno slow. Ed è stato però dolcissimo ballare abbracciata a mia moglie per quella sera. In quella sera che non era più come tutte le altre. To? Chi si rivede? Il mio quarto di manzo. Certo che ti ho lasciato quarto e raggiunto tutta la tua bella totalità, eh? Va che te tasca, da che chicche, da che cavigliotte che hai, così non cadi più, ostia. La mia bella mucca pazza. Certo che te stai all'anoressia come Polifemo sta allo strabismo, eh? Ma che te tasca, te che... Ma che chi... Altro che maniglie dell'amore, hai 6 ancore qui così, ostia. Senti un po', ma come hai fatto ad entrare? Come hai fatto a oltrepassare le barriere blindate, gli allarmi elettrotecnici, le bestie feroci, il ponte levatoio e la fossa con i liquami tossici? Ah, sei sempre stato così. D'accordo, sono io che non ti avevo mai notata. D'accordo, d'accordo. Ti faccio una proposta. Possiamo ballare sulle pale del muletto, così lavoro contemporaneamente. Ah, non ti va, ho capito. La mia boa. Ostia, sei tanta ostia. Sì. È bello ballare. È bello, sì. Una gran rottura di coglioni, ma bello, via. Una gran perdita di tempo, lo segnaleremo al giornale locale. Il Perego e la sua mucca pazza in un momento di svago. Mi piace ballare, sì. Sì, mi piace, sì. Mi piace ballare, sì. Mi piace, mi piace. Finita la musica siamo stati a lungo a guardarci, alternando teneri momenti di silenzio ad attimi di romantica assenza di comunicazione. In quella sera che non era più come tutte le altre, sentivo che tra me e mia moglie poteva nascere un rapportino. In quella sera che non era più come tutte le altre, sentivo che tra me e mia moglie poteva nascere un extraconiugale. A gratis. Mi lasciai andare e cominciai a raccontarle di me, della mia vita, di come da zero sono riuscito a raggiungere i 48 metri quadri calpestabili di benessere, di salute, di serenità. Lei non diceva niente, si limitava a fissarmi con quei suoi occhioni né piccoli né grandi, né azzurri né verdi, e io continuavo a parlare di me, della mia meta, della mia ascesa e soprattutto del mio soldo. Lei all'improvviso si avvicina, mi abbraccia e mi dice: Perego, mi stai annoiando?
Mi stai annoiando. Avete sentito? La signora si annoia. Si annoia. Io non ho mai avuto il tempo di annoiarmi. Mai. Loro non si sono mai annoiate con me. Il capannone, l'Ethernet, non hanno mai avuto il tempo di annoiarsi. Ma la signora si annoia. Dice, mi sto annoiando. La signora si annoia. Dice, sai Perego, mi stai annoiando. La signora si annoia. Noi non abbiamo mai avuto il tempo di annoiarci. Ma la signora si annoia. Dice, mi sto annoiando. La signora. Puttanazza di chi da puttanazza, ma tu mi siamo all'inferno, siamo? Ma tu ne siamo all'inferno, siamo, con tutte queste cose techno, pop, trance, universal. Ma non mi rompete i coglioni, Ma fatemi piacere, Con tutte queste cose tic-tic. Ma non mi rompete i coglioni. Ma fatemi piacere, È vivo! Sta lì e te, tu ne stai a no? Sta lì e te. Si stanno volando sotto le scarpe. Come una mangrovia, ma non. Tutte queste cose tic-tic. Ma perché non va ammazzato? Io non lo so, Buonasera allora, signore. Buonasera. Noi, nella mia famiglia, non lavora nessuno. Ma da generazione, ma da molte generazioni, ma da molte! Mio nonno non faceva un cazzo. Mio padre non faceva un cazzo. Io un benemerito. Ma mio figlio si droga, come ho fatto? Ma io non lo so, un bel coglione. Madonna, ci sono ste mutandine che mi danno un fastidio incredibile. Me l'ha imprestato un mio amico. Sono di Eternit perlinato. Io chiaramente le ho coibentate per non far disperdere fonti di calore, Ma c'è il perlinato che si sta insinuando. Chiaramente l'ho personalizzato, perché noi altri, io sono un creativo. Davanti ci ho fatto scrivere per sempre again e di dietro Mission Impossible. Ci vuole ma danno un fastidio incredibile, vero?
Ma le fate entrare, tutte le fate entrare. Tu. Rassegnati, va. Sei molto brutto, lo sai, vero? Se guardi un bambino gli blocchi lo sviluppo, vero? Te lo dico. Ma chi ti ha accompagnato? Folco Quilici ti ha accompagnato. Come ti chiami, esperimento? Come ti chiami? Mauro. Mauro. Ma ti saluta la gente, ti saluta Mauro. Allora Mauro, io non ho studiato, non mi sono state date le possibilità, ma so una buona ottica morfologica. Secondo me tu, Mauro, ce l'hai piccolo. Io no. Io proprio perché la natura sa quel che fa, solo perché so. Ci volete fare? Mi rimane solo questo, va? Ci volete fare? Mauro. Sfortunato. Ma quando vuoi che non ci vedevamo? 3 anni, 4 anni? Quante cose sono cambiate in questi ultimi anni? Niente che non c'è, proprio niente. Grazie a Dio cambiamo noi, va? Io, signori miei, sono un uomo che ce l'ha fatta. Grazie alle possibilità imprenditoriali che ci sono state date a noi altri giovani in questi ultimi anni. Puttana da miseria. Io, signori miei, sono una sorta di piccolo imprenditore, un professionista. C'ho una nuova famiglia, c'ho 3 figli. L'altro giorno mi è stato detto, come mai c'hai 3 figli? Perché me lo posso permettere, va? Sono una bellezza, sono Thomas, Nicolas e Giuseppes. Per coerenza, va, lo lasciavamo solo. Tutti sistemati, che non si inventa niente. Thomas si droga. Nicolas spaccia, ma lo prendono sempre perché è albino, lo riconoscono. Abbiamo provato una sera a pitturarlo, ma ha piovuto, sfortunato, va. Giuseppe è nell'acquato narcotici, ogni tanto arresta i fratelli e sta facendo carriera, vai, così giusto. C'avevo anche una moglie, dico c'avevo perché ci siamo separate. L'ho uccisa. Ma la cosa peggiore è che gli assistenti sociali volevano affidare i bambini a lei. Ma come è morta? Lo preferiamo, dicono, va. Vita amara. Comunque sono arrivato. Sono una sorta di piccolo imprenditore, un professionista indipendente, va. Io, signori miei, attualmente opero nel fitness. Perché non si vede? La mia palestra si chiama Alex Drastico Draxor Center Fitness e Figli. Sottotitolata per i più acuti, Dio è grande, ma Alex Drastico un cuglionia, eh? Mi fa piacere che ci sono, mi fa piacere. Ora arriviamo al punto, signori miei. Io sono l'unico uomo al mondo, grazie alla mia creatività, l'unico uomo al mondo che ha aperto l'unica palestra al mondo dove si sviluppano le uniche 2 parti del corpo che in nessun'altra palestra al mondo si sviluppano. E cioè sono la testa e il necessario, il the dream. Ci avete mai pensato? L'avete mai visto un culturista normale? Gli avete mai visto la testa? Sembra una prugna appoggiata a un tavolo, eh? Avete mai visto in mezzo le cosce? Sembra un collier portafortuna, vero? Allora qui intervengo io, è molto semplice. Signora, da questa parte ora. È un trampoliere proprio. Ora arriviamo al punto, signori. Per la testa l'esercizio consiste in questo. È molto semplice. In exercise for example, che non vuol dire un cazzo ma mi piace, va. Ti rende più cosmopolita, va.
Soddisfazione, a me non mi dette che possibilità per studiare, così, comunico, va. In exercise, well done you. Ma fanculo, ci dico, va. What's your name? Ma fanculo. Anche col francese, comunico. Per la testa l'esercizio consiste in questo. In exercise, for example. Sono una sorta di interprete, un intellettuale. L'esercizio consiste in questo. No, è difficile, va, per piacere. Bisogna comprimere tutti i muscoli della propria faccia per circa 6, 7, 8 mesi. Ti diventa la testa come un condominio, va? Per il necessaire è ancora più semplice. Listen, Mauro. Ti appendiamo una fusione di ghisa di 25 kg. E devi percorrere 20 km al trotto così, senza mai fermarti, senza mai fermarti. All'arrivo diventi un aquilone. C'è stata gente che è stata ritrovata in altre nazioni, sono soddisfazioni. Sono andato a riprenderlo, va. Dai, ma fanculo, ci dice. My well done you. Nella mia palestra ti diamo la fitness card, che ti dà il diritto di entrare e anche quello di uscire, così già. Ci abbiamo il lettino per i massaggi con il suo bel lenzuolino che cambiamo ogni primo lunedì del mese. Ma sarebbe inutile perché il lenzuolino è capace di assorbire fino a 35 litri di sudore senza lacerarsi. Ci abbiamo la finlandese per gli uomini forti perché siamo stati abituati a trattare il larice. Poi abbiamo 2 gemelle, sono massaggiatrici, fantastiche, solo che una è orientale e l'altra no. Non si capisce perché, ma sono fatte. Per ora, signori miei, ce l'ho fatta, i piccoli. Quando entro in un ristorante ora mi fanno l'applauso. Quando entro in una banca si mettono in fila, mi fanno la ola. Ce l'ho fatta. Eppure, signori miei, in questo nostro benessere evidente e devastante, mi è stato detto che bisogna ricordare i periodi bui. Io, signori miei, tanti anni fa non mancavo pane per mangiare. Io vivo a Milano e sono arrivato giù al nord parecchi anni fa. Ricordo avevo solo Thomas, il primo, 4 anni, già si drogava, va? Ricordo facevo un freddo incredibile. Minchia d'un freddo che faceva. Ricordo che mi emoziono sempre, va? Di cose serie, va? Ricordo mancavano 4 giorni a Natale. 4 giorni a Natale mancano. 4 giorni a Natale. 4 giorni a Natale. No, però le cose serie non si può scherzare, non rimanere serie. Su cose serie non si può scherzare. 4 giorni a Natale. No, però le cose serie non rimanere serie, non si può scherzare su cose serie. Ricordo, mancavano 4 giorni a Natale. Vabbè, vai, cose serie. Le cose serie non rimanere serie, se no non di sensibilità e intelligenza non si può scherzare. Se ben ricordo, mancavano 4 giorni a Natale.
Stavo passeggiando. Stavo passeggiando per una zona prestigiosa, una zona periferica. Ricordo che eravamo nell'arco delle 24 ore, mancavano 4 giorni a Natale. Stavo passeggiando tranquillo come un modello di Detroit. Alex Johnson, I never go. Baba fanculo! Con gli stranieri ho un buon rapporto. Stavo passeggiando tranquillo, quando all'improvviso una sera lo spettacolo è durato 4 ore, è difficile, veramente. È difficile, è una... così va. Stavo passeggiando tranquillo come un modello di Detroit. Ricordando a tutti i presenti mancavano 4 giorni a Natale. Tutti si incastravano. Una coreografia mondiale, Tutti passeggiavano. 4 giorni. È un momento intenso, Tranquillo, passeggiavo, quando all'improvviso mi ritrovo di fronte a un pollaio con 4 gallini e un tacchino. Le guardo e gli dico: domani ci vediamo. Il giorno dopo, per un caso astratto, per me mancavano ancora 4 giorni a Natale, non si sa perché. Sono arrivato con un sacco di aiuto, ho preso 4 galline e un tacchino. Sapete che ho fatto per Natale? Ho mangiato carne senza pane, mi mancava un pane, Ma la cosa più strana, sentite a me, io non mi aspettavo queste cose, perché forse ingenuità infantili, cose, ma mi aspettavo qualcosa di... Ma la cosa più strana è che il giorno di Natale per me mancavano ancora 4 giorni a Natale. Veramente non siamo tutti uguali, io non mi aspettavo queste cose. Se ne vuole dire ora. Ma è stato in quel periodo, signori miei, che ho come incontrato, dopo 36 anni di vita, come incontrato una persona che mi ha come dato una svolta decisiva. Mi ha come fatto cambiare pagina, mi ha come preso da dietro. Non confondete la minchia con Bumulo, Stavo passeggiando nelle mie zone, dove proprio mi è consentito. C'è il consiglio comunale che si raduna per sollecitarmi e stimolarmi a frequentare la zona prestigiosa, zona periferica. Quando all'improvviso, camminando così, come un modello di Boston, comunicando con tutti, ho incontrato anche dei tedeschi. Uno spazzini. Passeggiando tranquillamente, come un docente di filosofia. Come un contemporaneo, Passeggiando all'improvviso, pensate, all'improvviso, mi ritrovo di fronte a un uomo alto come me. Porca miseria. Una bella esperienza proprio. Con un'espressione intelligente come la mia. Con i miei stessi gusti letterari, era evidente, vestito con sobria eleganza come me. Avevamo 2 cravatte uguali ma con fantasie diverse. Lui aveva i cervi e io gli elefantini. Era Perego. Perego. E mi ha detto una cosa, signori miei, che non l'auguro neanche al mio peggiore nemico. Mi ha detto una cosa, signori miei, che mi fa rabbrividire, vero? Mi ha detto: vuoi lavorare con me? Che cosa? Gli ho detto: so che abiti da questa parte, casualmente abito dall'altra, dimenticami. Stronzone, gran figlio di puttana ci desse pure. Ho estratto fulmineamente la pistola e anche lui ha fatto la stessa cosa nello stesso momento esatto.
Non ci capivamo, è incredibile. Io non mi aspettavo queste cose, però crescendo, non ci capivamo. Stessa altezza, stessa espressione, stessi gusti letterari, stessi vestiti, eppure non ci capivamo. Io ci dicevo, ma perché non t'ammazzi? E lui mi diceva, vada via il cul. È proprio vero che noi più cresciamo, più diventiamo minchie. Eravamo in un vicolo buio, uno di fronte all'altro, con la pistola puntata l'uno contro l'altro. Incredibile, non ci capivamo. Erano trascorse all'incirca 2 ore ed eravamo all'incirca gli stessi 2 imbecilli di prima che si minacciavano a vicenda senza avere il coraggio di prendere le iniziative. Pensate che la tensione era così alta che i cervi e gli elefantini delle nostre cravatte si minacciavano a vicenda. Istanti carichi di tensione che ti sembrano un'eternità. Infatti io e Perego siamo rimasti lì tutta la notte il giorno dopo e così per un'intera settimana senza muoverci. Nel frattempo i cervi e gli elefantini avevano fatto pace. Noi no. Una pianta rampicante aveva avvolto i nostri corpi, sembravamo Adamo ed Eva. E se mi permettete, ma solo se mi permettete, io Adamo e lui Eva. Per fortuna all'alba dell'8° giorno sono passati quelli della nettezza urbana, che fischiettando ci hanno buttati nel camion insieme alla spazzatura e uno di noi due, non ricordo bene quale dei due, se Adamo o Eva, ha detto all'altro, non muoverti o sparo. Non ho mai lavorato in una piccola industria meccanica, in una grande industria meccanica, non mi è mai capitato. Io faccio figure di fumo. Riesco a ricreare delle immagini fantastiche, ci vuole un pizzico di fantasia, questo per voi può essere volgare, vedete, per me è fondamentale. Questa è una tigre, temporaneamente feroce. Da parte vostra c'è poco rispetto, certo. Non ho mai lavorato in una piccola industria meccanica, in una grande industria meccanica, non mi è mai capitato. Vedete, io faccio figure di fumo. Si guadagna poco, ci siamo, ma è questo. Riesco anche a ricreare delle immagini immediate. Questa è una controfigura di Mauro. Volgare voi mi ha dato volgare anch'io. Non so fare un cazzo. È banale ripetere questo, ma vi assicuro che siamo una risorsa e non un problema, davvero. Certo che da voi c'è poco da imparare. Questo è brutto, ma è doveroso ripeterlo. Mi ha dato voi. Questo è un culo senza buco.
Non ho mai lavorato in una piccola industria meccanica o chimica o tessile o alimentare. Non mi è mai capitato. Io faccio figure di fumo e questo lo volevo dire al mondo, lo volevo dire agli altri. E un giorno sono salito su un treno e ho mostrato al controllore un biglietto di fumo regolarmente valido. Il controllore me l'ha timbrato, poi mi ha multato. Perché viaggiavo in uno scompartimento per non fumatori, sentite. Per me il disagio c'è, il disagio esiste, io faccio figure di fumo. Ma qui lavoriamo tutti, lavoro anch'io, davvero. C'è poco rispetto da parte vostra. Anche in questo caso ci si aspettava qualcosa di più. Ma qui lavoriamo tutti, davvero, lavoro anch'io. Ma qui lavoriamo tutti. Sti cazzi però. Non so che dire, soprattutto non so che fare. Per voi che lavorate tutti, buon lavoro. Buona giornata, buon lavoro. Non so che dire, non so che fare. Per voi, dai, che lavorate proprio tutti, beh, buon lavoro. Beh, buona giornata, buon lavoro. Vedete, io faccio figure di fumo. Per voi che lavorate proprio tutti, beh, buon lavoro. Ma buona giornata, ma buon lavoro. Non so che dire, non so che fare, allora guardo, guardo. Vedete, guardo. Guardate là. Stavo guardando. Guardate là. Ma ce n'è uno che è sdraiato, che riflette, sta pensando. Ho un po' paura. Stavo guardando. E ce n'è uno che è sdraiato, che riflette, sta pensando. Secondo te, cosa pensa? Dove pensa? Ma non lavoravano un po' tutti. Ce n'è uno che è sdraiato, che riflette, sta pensando. Ma cosa cazzo pensa? Vado a vedere. Ma c'è uno che è sdraiato, che riflette, sta pensando. È caduto sul lavoro, buon lavoro, sì! Per lui, dai! Per voi, beh certo, sì! Per voi! Beh, buon lavoro! Beh, buona giornata, ma buon lavoro! Non so che dire! Non so che fare, allora guardo! Guardate là! Là! E ce n'è uno che cammina con una che cammina, che si bacia. Si bacia. Ma non lavoravano un po' tutti. Ce n'è uno che cammina con una che cammina, che si baciano. Si spogliano. Si sdraiano. Ah! Ce n'è uno che cammina con una che si spoglia, si sdraia, mangia. Sembriamo tre guardoni. Mi sto anche un po' eccitando. Sono molto eccitato. Amore. Tu non mi piaci. Vado a vedere.
balli? Angel, oh Angel, amore, vado a vedere, forse è meglio. Ma ce n'è uno che cammina con una che cammina, che si bacia, si spoglia. Beh, l'ha pagata sul lavoro, buon lavoro, sì, per lei, dai, per lui, beh certo, sì, per lui, che non ha tempo, beh sì, dai, per lui, beh buon lavoro, buona giornata, buon lavoro. Io guardo, ehi, guardate là, là, beh ce n'è uno che non c'è. Che non c'è? Dove cazzo è? È un bel problema. Ma lavoravano un po' tutti. Secondo te dove? Perché? Tu non mi piaci. Ce n'è uno che non c'è, ma ci siamo noi due. Ho bisogno del tuo aiuto. Ce n'è uno che non c'è. Poi sei anche siciliano. Amore. Vado a vedere. Sei quasi alla Parese. Ce n'è uno che non c'è. Secondo te Mauro dov'è? È un bel problema. Bel problema. Ce n'è uno che non c'è. Secondo te dov'è? Perché? Beh, dov'è? È al lavoro, ehi! Ma lavoriamo proprio tutti, lavoriamo proprio tutti. Non c'è proprio più nessuno, non c'è proprio più nessuno. Ehi! Beh, buona giornata, buon lavoro. Che dire? Non so che dire, sì. Si può anche dire, sono ancora un po' eccitato. Almeno quello. Non so che dire. E io fumo. Nella mia ultima produzione di Figure di fumo c'è anche la musica. Questa è la tromba di Chet Baker. Naturalmente la tromba non emette alcun suono, è una musica da guardare, ma soprattutto da respirare. E poi c'è il mio calvario, un dramma, il mio quadro di fumo. È il ritratto della mia ex fidanzata, che si dissolve sul volto privo di contorni di un industriale caseario, le cui muffe si trascolorano nella luminosa policromia del suo fatturato, dove si innalzano le architetture purissime della sua villa con piscine, dalle cui limpide acque emerge il nudo botticelliano di quella troia della mia ex fidanzata, la quale ha preferito la luminosa policromia del fatturato caseario ai chiaroscuri del mio misero conto in banca. E tutto questo con un solo tiro. Cazzo.
Però sto bene, sto bene. E a volte penso, nel mio piccolo si intende, se un giorno le mie figure di fumo potessero essere acquistate dai suoi figli o dai figli dei tuoi figli o dai tuoi figli, Mauro, mi farebbe molto piacere per tutti i motivi che noi conosciamo, si sa. Ma l'idea di non vederle mai più, l'idea di non vederle mai più, quasi mi addolora. E allora mi capita spesso, e ho scoperto che capita anche a molti di noi, sì. Io mi trattengo, è un peccato, è il peccato. Beh, bene. Molto, molto, molto bene. Io lavoro molto. Oh, che bene. Oh. Io sono un professionista. Questo è il mio ufficio. Sono un uomo attuale. Io sono un analista delle gestioni integrate. Molto, molto bene. Nell'azienda dove lavoro sono un dirigente. Sì, sono un analista delle gestioni integrate. Voi mi chiederete che cos'è l'analisi delle gestioni integrate? Non lo so. Credo di essere stato uno tra i primi in Italia a dare una figura professionale agli analisti delle gestioni integrate. Prima era facile credere che bastasse un normale management esperto in dinamiche mirate, ma tra le dinamiche mirate e le gestioni integrate, voi mi insegnate, c'è una differenza enorme. Al punto che posso affermare questo: non esiste oggi qualità totale senza l'analisi delle gestioni integrate. Che cos'è l'analisi delle gestioni integrate? Non lo so. Vediamo un po', analizziamo. Mio padre faceva il barbiere. Nessuno gli ha mai chiesto: lei, signor Ettore, che lavoro fa? Il barbiere o è barba o è capelli. Mentre capisco che qualcuno di voi può arrivare a chiedermi: quindi lei, signor Cantoni, lei, che lavoro fa? Non lo so. Certo so che l'analisi delle gestioni integrate è tutto ciò che si occupa dei flussi compensativi tra comparti omogenei e comparti disomogenei, dalle garanzie di ricavo agli scompensi produttivi. Sì, questo lo so, ma non so che lavoro è, ma lo faccio. E sia ben chiaro, l'azienda ci segue, perché lo sa che ogni tanto ci chiediamo: ma io che cazzo di lavoro faccio? Siamo la seconda azienda in Europa e la quinta nel mondo a non sapere che lavoro fa. Ma lo facciamo bene, guadagniamo anche molto molto bene. Abbiamo anche uno psicologo per capire che lavoro facciamo. 2 sedute alla settimana.
Allora, Cantoni, lei ha capito che lavoro fa? Certamente. Analisi delle gestioni integrate. Bene, Cantoni, sento che fa progressi. Grazie, dottore. Sapete, siamo tutti dottori in azienda, siamo tutti laureati. Io, per esempio, ho 2 lauree, quindi mi sembra comunque il caso di poter dire bene, bene. C'è chi ne ha 3, bene, bene, bene. C'è chi ne ha 4, infinitamente bene. C'è chi ne ha 1 sola, comunque bene. E poi i vantaggi in azienda, le donne. Piacere, Cantoni, analisi delle gestioni integrate. Piacere, Cinzia, scompensi produttivi. Piacere, Flavia, garanzie di ricavo. Piacere, Roberta, target di penetrazione. Tu, Roberta, sai che lavoro fai? No, nemmeno io. Vabbè che l'amore è un mistero, però, Tra le 3 ho scelto una 4ª. Paloma, Troia, lei sa che lavoro fa. Ho fatto di tutto per capire che lavoro faccio. Ho fatto di tutto per capire che cazzolina è l'analisi delle gestioni integrate. E alla fine, ormai veramente confuso e veramente infelice, ho imboccato anche la strada della spiritualità. Ho fatto anche questo. Ho imboccato anche la strada della ricerca spirituale. Ricordo la prima setta si chiamava Chiesa penitenziale degli Apostoli Pentecostali per l'edificazione dello Spirito Santo, di Dio illuminato dal sangue del divino amore, detta anche Chiesa dell'Apnea. La seconda setta si chiamava la Chiesa del Santo Trapasso. L'idea era quella di trasvolare tutti su Plutone via internet. Bisognava stare tutte le notti davanti al video computando sempre la stessa frase: Plutone, ci sentite? Plutone, ci sentite? La terza setta si chiamava Chiesa di Maometto, Geova, Cristo, Elohim, Buddha, Shiva e Zoroastro, detta anche Dio è uno solo. Ho fatto presente che non tornavano i conti. Mi è stato detto che è molto meglio diversificare gli investimenti. La quarta setta, quella che arriva alla fine di tutte le cose, quella che finalmente, sinceramente, poteva dirmi che cazzo è l'analisi delle gestioni integrate, si chiamava la Chiesa del Grande Spray. Era una multinazionale di vendita di prodotti per la casa. Ci si riuniva in grandi convention sul lago di Iseo nel mese di novembre. 300 o 400 persone sulla quarantina, tutti maschi. Siamo rimasti chiusi 4 giorni, 4 notti in un albergo e lì mi sono detto: se si mette ai voti il suicidio di massa passa all'unanimità. Al grande buffet ci hanno spiegato tutto. C'è una graduatoria aziendale. Se sali fino all'ultimo gradino lì puoi incontrare il grande spray e interrogarlo. Mi sono fatto un culo così. Sono salito fino all'ultimo gradino e lì finalmente ho incontrato il grande spray. Credetemi, era meraviglioso. Era sospeso su una nuvola di gas nobili. Stava rammendando il buco dell'ozono. Lui mi ha anticipato, mi ha riconosciuto. Io distinto gli ho risposto: porca puttana! Mi ha detto: e io l'ho anticipato. E gli ho detto: grande spray, solo tu mi puoi dire che cazzo è l'analisi delle gestioni integrate. Lui mi mette una mano sulla spalla, mi guarda negli occhi e mi dice: ma non lo so!
Oh, bam, bam. Hostia! Oh, bam, bam. Hostia! Oh, Mauro! Oh, my friends! Oh, bam, bam! My family! Oh, bam, bam! Oh, banda di ingranaggi. Night and day, la notte come il giorno. Oh, bam, bam. Dai, 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 dai. Dai, dai. Oh, bam, bam. Oh, good. Oh, good. I love you. Good. Oh, bam, bam, je t'aime. Oh, prefería pensar que se trata de amor. Torero. Dai, dai. Okay, music. Oh, bam, bam. Zam, zam. Good. Oh, good. I love you. Good. Oh, bam, bam. Zam, zam. Dai, 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 dai. Hostia! Dai, hostia! Zan, 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 zan. Oh, bam, je t'aime. Oh, dai, che deve stare ingranaggio. Dai, 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 dai. Vada via qui. Tarum. Somalo. Dai, te ringranage, dai, dai, astia, dai. Oh, bam, bam. Oh, sang, 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 sang. Oh, music, good. Oh, I love you, I love you. Oh, bam, bam. Oh, bam, bam. Dai, 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 dai. Oh, happy days. Oh, happy days. Oh, I love you. Oh, Merry Christmas. Oh, good. Albanese. Oh, good, I love you. Mauro, my friends. Oh, my family. Oh, good. Aujourd'hui et pour tout le temps qui va venir, la liberté n'est plus de frontières. Oh, good, I love you. Voglio un figlio. Adesso io ti insemino. Oh, yes. Oh, yeah. Ostia! Oh, bam, bam. Ostia! Oh, good. Music. Ostia! Oh, I love you. Oh, good. Yeah. Oh, bam, bam, I love you. Oh, good. Music. Oh, night and day, la notte come il giorno. Vivere! Bene. I love you. Oh, I love you, love you. Astia. Oh, good, I love you. Oh, music! My family, my life. Oh, bam, bam. Night and day. La notte come il giorno. I love you, I love you, I love you.
Oh, no problem. Oh, no problem. Oh, no problem. The little bastard. The room. Nigger. Mother here, too. No problem. Oh, no problem. No. Sono un professore. Sono reduce dagli immobili esami di licenza media che ho appena affrontato, li ho fatti ieri, nella scuola media dove lavoro da parecchi anni, la scuola media Giosuè Carducci. Anche se il presidente del Consiglio dei genitori ha proposto di intitolarla Franco Baresi, in onore dei suoi trascorsi con la maglia rossonera. L'esame è stato uguale per tutti i ragazzi lo stesso esame, per tutti i ragazzi le stesse domande, da mo'. Per tutti lo stesso colloquio interdisciplinare, e cioè il seguente. Le vere ragioni della Prima Guerra Mondiale, le vere ragioni della Seconda Guerra Mondiale, il calcestruzzo come materiale da costruzione, il cubismo e l'arte di Picasso, la sinestesia come figura retorica nella poetica di Giosuè Carducci e il romanticismo in musica. Beethoven era veramente sordo? Energia nucleare, aspetti negativi, aspetti positivi, e classici esempi di pronto soccorso pratico.
Cosa faresti se ti trovassi di fronte una persona riversa a terra mentre rantola, in preda a una grave forma di gastrite? Il giudizio sul primo candidato è stato positivo, cioè il candidato ha affrontato con sufficiente serenità l'esame solo se, guidato, ha saputo abbastanza orientarsi nelle aree interdisciplinari anche se non ha risposto esattamente a nulla. L'ho promosso perché se il ragazzo mi fa il ricorso, vengono un po' tutti quelli delle assemblee, mi controllano i registri e i verbali, no, non mi conviene, no. Anche per il secondo candidato abbiamo affrontato lo stesso colloquio interdisciplinare che voi oramai conoscete già e che io... E cioè le vere ragioni della prima guerra mondiale, le vere ragioni della seconda guerra mondiale, il calcestruzzo e l'arte di Picasso, il cubismo come materiale da costruzione, energia nucleare, aspetti negativi, aspetti positivi, aspetti così, il romanticismo e musica. Beethoven era veramente sordo o faceva finta per vantarsi con gli amici? E i classici cenni di pronto soccorso pratico. Cosa faresti se ti trovassi di fronte a una persona riversa a terra mentre rantola in preda a una grave forma di sinestesia? Il giudizio sul secondo candidato è stato positivo, cioè il candidato ha affrontato con sufficiente serenità l'esame solo se, guidato, ha saputo abbastanza orientarsi nelle aree interdisciplinari anche se non ha risposto esattamente un cazzo. L'ho promosso perché se il bastardino mi fa il ricorso, vengono un po' tutti quelli dell'assemblea, no, non mi conviene, no. Suo malgrado entra il terzo candidato, anche per il terzo candidato abbiamo affrontato lo stesso colloquio interdisciplinare che voi oramai, e che io, E cioè le vere ragioni della prima e della seconda, se ti applichi della terza guerra mondiale, il romanticismo e musica, Beethoven era proprio il caso che componesse questa cazzo di nona, e i classici cenni di pronto soccorso pratico. Cosa faresti se ti trovassi? Il giudizio sul terzo candidato è stato chiaramente positivo, cioè il candidato ha affrontato con sufficiente serenità l'esame solo se, guidato, ha saputo abbastanza orientarsi nelle aree interdisciplinari anche se non ha risposto esattamente a un cazzo. L'ho promosso perché se il gran figlione di puttana mi fa il ricorso, vengono un po' tutti quelli delle assemblee, sanno che è il periodo di vacanza, mi prelevano delle vacanze, mi riportano a casa, mi legano a una sedia, no, non mi conviene, no. Suo malgradissimo entra il quarto candidato. E anche per il quarto candidato abbiamo affrontato lo stesso colloquio interdisciplinare del cazzo che ha rotto i coglioni a voi ma non potete capire come ha rotto i coglioni a me, e cioè le vere ragioni della gastrite di Picasso e il romanticismo in musica. Beethoven era veramente sordo, ma che cazzo ce ne frega? Scusate, è che si cercava di... Oddio. E beh dai, mi consolo con lo stipendio. Mi ha dato. Il quarto candidato ha però creato una situazione paradossale. Sto bene. Rispondendo esattamente a tutte le domande, ha creato una situazione unica nel suo genere, cioè mettetevi nei miei panni. Quando mai un allievo ha risposto esattamente a una domanda che io ho formulato? Mai. Non conosco più l'argomento. E di conseguenza le risposte, però libero per la prima volta nella mia vita, almeno in quella professionale, libero di poter dare un giudizio io e solo io, perché neanche quelli delle assemblee penali, i provveditorati, i consigli regionali, provinciali, i consigli di classe, il TAR, riconoscono l'argomento e di conseguenza le risposte. Quindi mi è stata data la possibilità di dare un giudizio io e solo io. Mi è stato detto, vai, te lo meriti. L'ho bocciato. Sono vivo.
Questione di ritmo. Tu, Mauro, come mi vedi? Così sono. Io non lavoro, ma sono stanco lo stesso. Ho pensato, ho solo 35 anni, lavorerò da grande, che me ne frega. Comunque sono molto impegnato. Ogni notte faccio il turno di notte. Dalle 2 di notte alle 10 di mattina, dal Galaxy al mare e dal mare al Galaxy. Siamo sempre in 4, con 4 paia di occhiali neri, nella mia macchina nera. Da fuori non ci vede dentro nessuno e noi da dentro non riusciamo mai a vedere un cazzo. 16 valvole, 24 altoparlanti, casse dappertutto, anche nel portacenere, grosse come Optalidon. Nella mia macchina c'è assenza di gravità. L'importante è non sbagliare mai CD, mai. Perché un assolo di mandolino può romperti i coglioni. Siamo sempre in 4, dalle 2 di notte alle 10 di mattina, dal Galaxy al mare e dal mare al Galaxy. Durante il percorso non ci fermiamo mai. A volte uno dei 4 fuma, uno può anche dormire, uno può dire all'altro, come hai detto non si sente niente. E a volte ce n'è anche uno dei 4 che guida. Sono serate che funzionano così. Ci fermiamo solo per far benzina e ogni volta c'è sempre qualcuno che ci dice buonasera. Buonasera. Ma sei fuori? Ma sei banale. Cos'hai usato? Delle droghe avariate? Cazzo, buonasera a noi del turno di notte. Cazzo, ma sei normale? Noi del turno di notte riconosciamo che dietro quel buonasera c'è tutta la violenza della notte che incombe. Perché anche se uno come me vive in un paesino di 10.000 abitanti, la condizione metropolitana se la trascina dietro. Io per esempio sono in contatto via internet con un giovane di Detroit, un giovane americano che ha 2 palle così, che quando gli racconto come vivo io qui, lui mi dice sempre, cazzo, qui a Detroit non succede mai un cazzo. Che culo che hai tu che vivi a Grottaferrata. Cosa gli racconto? La verità, mica mi invento niente. Gli racconto le vicende vissute, le storie di tutti i giorni, come quella di una mia vicina di casa, sieropositiva in infamane, che durante un orgasmo si è aggrappata alla bajour con tanta violenza che si è tirata presso tutto l'impianto elettrico della città. È normale. A Grottaferrata è normale. Una volta a Detroit è venuto a trovarmi e quando sono andato a prenderlo, sui marciapiedi della stazione delle Corriere di Grottaferrata, sui marciapiedi c'erano solo cagate di piccioni e bastoncini di mozzarella. Lo guardo, lui aveva paura. Allora io ho detto, don't you worry Detroit, ci penso io. Infatti ho telefonato alla Proloco, mi sono incazzato e gliel'ho detto. Ma puttana Eva, mettete giù qualche siringa, cazzo, c'ho un ospite, dai! Ma ci vogliamo sempre far riconoscere! Poi però per tranquillizzarlo ulteriormente io ho detto, ascolta Detroit, e lui mi fa, I never go, ci dice. Perché siamo tutti uguali noi giovani, dai! Siamo tutti uguali. Gli ho detto, ascolta, lui ancora, I never... Gli ho detto per tranquillizzarlo, Detroit, ascolta, gli ho detto, tranquillizzati. I bastoncini di mozzarella, se li riaccatti e li succhi a lungo, può venirti l'epatite. Era già più tranquillo.
Cosa gli racconto? La verità, mica ci inventiamo niente noi del turno. Gli racconto il mio percorso, la mia vita, quello che vedo, dal Galaxy al mare e dal mare al Galaxy. Dal Galaxy al mare ci sono 10 villette a schiera, un campo da tennis gonfiabile e 2 pompe di benzina. E dal mare al Galaxy 2 pompe di benzina, un campo da tennis gonfiabile, 10 villette a schiera, più un arredobagni che si nota solo al ritorno. L'arredobagni l'ho rivisto anche di giorno. Stavo accompagnando mia madre a comprare un portaasciugamani della linea Horizon. C'è certa gente che per immedesimarsi nell'orizzonte si aiuta con il portaasciugamani. Secondo me loro devono aver già provato di tutto nella vita, altro che ecstasy. Sono almeno al Vinavilla. Incredibile, incredibile come di giorno si vedeva tutto bene. Sarà che non avevo gli occhiali neri perché li porto solo di notte. Ma alla luce del giorno si vedeva tutto benissimo, i profili delle case, le aiuole, la pompa di benzina. E al posto di quel nero lucido della notte, così eccitante e misterioso, c'erano i normali colori delle cose, così banali e indeterminati. Allora ho formulato una domanda a mia mamma e gli ho detto: mamma, secondo te, mamma, è più colorato il nero della notte o la luce del giorno? Lei mi guarda e mi fa: sei strano, ma ti voglio bene lo stesso. Mentre mia mamma era nei suoi Grand Canyon, nei suoi arredobagni per i portaasciugamani, io ero nel mio abitacolo nero e l'aspettavo e 2 domande mi tormentavano, 2 domande della Madonna. La prima era se la vita vera era questa qui, la seconda se sarei riuscito a far entrare il portaasciugamani nel bagagliaio. In preda al panico dall'impegno mi sono addormentato. Mi ha svegliato mia mamma quando ha caricato il portaasciugamani e mi fa: è per te un regalo. Io ho detto: mamma, lo sai che non ne uso, mi asciugo con lo Scontex. Allora lei mi fa: appendici lo Scontex. Ci capiamo con mia mamma, anche se dietro quel suo Scontex si nascondeva tutta la violenza casalinga. La riaccompagno a casa. Mentre passiamo davanti al Galaxy le dico: mamma, look, io la sera vengo qui. Aprono alle 2 di notte e chiudono alle 10 di mattina. Sei contenta, mamma? Mia mamma non mi cagava di striscio. Il suo sguardo proiettato verso l'orizzonte, forse perché è medesimata col portaasciugamani. Allora le ho ripetuto: mamma, devi sapere dove viene il tuo ragazzo. Lo sai, di giorno dormo, ma di notte questo è il mio impegno, il mio turno di notte. Lo sai, siamo in 4.000, 400.000, mamma, 4 milioni circa, mamma. Ogni notte, dalle 2 di notte alle 10 di mattina. Sei contenta, mamma? Mia mamma ancora imperterrita verso le sue mete, i suoi orizzonti. Allora le ho ripetuto: mamma, devi sapere, questione di dignità, anche un pizzico di orgoglio, mamma. Ogni notte, dalle 2 di notte alle 10 di mattina. Sei contenta, mamma? Mia mamma mi guarda e mi fa: è lo stesso turno che faceva tuo padre col taxi, deficiente. E io non ho mica capito. Sarà la mia età adolescenziale? Deficiente l'ho capito. Lo stesso turno che faceva tuo padre col taxi? Non l'ho mica capito, mamma. Cos'è un rebus? Se mi fai delle figure, mi disegni il taxi, il papà, ci può essere una soluzione. Poi tanto lo sai che poi alla fine, mamma, io di problemi non ne vedo. Non ne ho mai visti, mamma. Saranno gli occhiali neri? Sai che poi alla fine c'è sempre una soluzione a ogni cosa, mamma. Stesso turno che faceva tuo padre col taxi. Sai anche che sono stanco eppure mi tormenti, mamma. Stesso turno, che cosa mi vuoi dire? Cioè, ho capito, mamma. Cioè, tu mi vuoi dire che anche il papà andava al Galaxy? E cazzo, se me lo diceva prima ci stringevamo? Gli davo un paio di occhiali neri. E qual è il problema, mamma? Se poi aveva la tipa mantenevo il segreto. Tutto qui, lo stesso turno che faceva tuo padre col taxi. Se poi aveva la tipa mantenevo il segreto, mamma. Questione di coerenza, mamma, di coerenza. Non ce ne sono di problemi, mamma. Epilogo.
storia d'amore. Questa è la storia tra l'uomo bomba e la donna cannone. Lui era un uomo bomba, lei una donna cannone. Si innamorarono a prima vista. Lei usciva da un circo, lui da una facoltà di teologia. Lei era capace di far ballare i suoi 200 kg sopra un cavallo bianco. Lui era capace di dimostrare l'esistenza di Dio. I due classici fenomeni da baraccone. Lui aveva 6 candelotti di tritolo sparsi nel corpo. Lei 2 quintali di carne bianca e soffice distribuita un po' dappertutto. Erano entrambi in sovrappeso e forse, chissà, forse si piacquero per questo. Quando la donna cannone si spogliò e si stese sul letto, il suo corpo pareva una nuvola e il suo immenso vestito azzurro con le stelline d'oro copriva tutto il pavimento. Lui camminava piano per paura di calpestare tutte quelle stelle. E tu non ti spogli? Chiese la donna cannone. L'uomo bomba cominciò a spogliarsi molto lentamente per paura che i fili dell'innesco si impigliassero nella cerniera a lampo. Aveva vergogna, ma aveva anche paura. Aveva vergogna del suo corpo magro e della sua verginità di studente e aveva paura del giudizio di Dio. Dovevo scoppiare alle 7:30 davanti al supermercato per la gloria di Dio. E adesso come potrò giustificarmi? Lei non rispose, chiuse gli occhi e aprì le gambe. L'uomo bomba vide che tra le gambe della donna cannone c'era una lunga ferita, senza sangue però. Allora chiese, dov'è il sangue? Ma non c'è? Ma ti fa male? Ma no, via, no? Ma chi te l'ha fatta? È un taglio pazzesco. Ci sono state rivendicazioni? Ma no, no. E dietro? Cosa c'è dietro? Non saranno le porte dell'inferno. Lei fece una voce rauca, equivoca, un po' bassa. L'uomo bomba cominciò a srotolare lo scotch che collegava i candelotti e per superare l'imbarazzo gliene mostrò uno. Hai visto com'è grosso? Veramente ho visto di meglio, rispose lei. Quando ebbe appoggiato tutto il tritolo sul comodino, l'uomo bomba rimase in piedi accanto al letto. Scusa, donna cannone, posso tenere le mutande? Ma è meglio levarle. E se Dio ci guarda, ci vedrà nudi. Nudi? Che irrimediabile condizione, nudi. È peccato, pensò il ragazzo, mentre si sdraiava sopra di lei e cercava di abbracciarla tutta. È peccato, pensò, mentre sentiva arrivare una piccola erezione. È peccato, pensò, mentre sentiva arrivare il piacere da lontano, da molto lontano. Forse arriva dal cielo, disse lui per giustificarsi. Lei, silenziosa e placida, se lo teneva come il mare fa con una barchetta. Lui imparava a stare a galla, dondolando zitto e intento. E che silenzio, a parte il respiro. Che silenzio. I 6 candelotti di tritolo furono ritrovati da una donna delle pulizie, che perversi, pensò. Li buttò nella pattumiera, poi chiuse la porta della stanza. Sul pavimento, in un angolo buio, rimaneva una stella che si era staccata dal vestito. Un'ora dopo, 2 isolati più in là, come ogni sera, ricominciava il circo.
Come ogni sera, per concludere, una ballata che io e il gruppo che in un modo o nell'altro ha realizzato lo spettacolo, volevamo dedicare al Nord, proprio perché lo amiamo veramente. E alla fine, stremati e privi di fantasie, l'abbiamo intitolata La ballata del Nord. E il tempo passa. Com'è bello il Nord. Come piatta l'acqua ferma nei fossi, la chiatta, che trasporta lamiere ondulate sopra piccole onde malate. Ah, com'è ricco il Nord, tutelato dalla vergine del fatturato, produttore di tutto il prodotto, dalla pentola fino al risotto. Ma com'è saggio il Nord, coi bambini razionati per farli felici, tra le Volvo si inseguono in bici sotto i portici dei grattacieli. Yeah! Ma come dorme il Nord, ma che fa un sogno all'altezza del suo fabbisogno, con la bega di guardia i confini e i nanetti di guardia i giardini. Ma com'è forte il Nord, ma com'è duro catturare quei pesci siluro dentro l'acqua che sembra saliva nei laghetti di pesca sportiva. Ma com'è bello il Nord quando tace nella notte che copre i paesi e non dice che cosa gli piace e non dice che cosa gli pesi. Così com'è bello il Nord. Eh sì, quando tace nella notte che copre i paesi e non dice che cosa gli piace, ma non dice che cosa gli pesi. Così. Oh, com'è bello il Nord. Beh, ma com'è ricco il Nord così. Sì. E come saggio il Nord così, e come dorme il Nord così, e come saggio, come ricco, come forte, come bello il Nord quando tace, ma non dice che cosa gli piace, ma non dice che cosa gli pesi, e non dice che cosa gli piace, e non dice che cosa gli pesi. Così ve lo giuro, com'è bello il nostro Nord. Piero Guerrera, Massimo Cavallaro, grazie. Ciao. Grazie.